Chi oggi è a Lampedusa va accolto o va respinto? Intanto va verificato chi oggi è a Lampedusa, chi è, da dove viene, per quanto possibile va verificato diciamo, che cosa può fare in Italia e da che cosa proviene. Dopodiché hanno messo in campo delle scelte che possono permettere di accogliere quelle persone che si è in grado di accogliere, alle quali sia possibile dare un lavoro e dare accoglienza nel nostro territorio. Se ci sono invece irregolari, ovviamente, persone che hanno precedenti e che possono venire nel nostro paese a recare danni, è chiaro che va fatta anche una politica di contrasto. Però il lavoro qui ce n'è sempre di meno. Il lavoro ce n'è di meno perché anche il nostro paese sta vivendo una crisi economica molto molto diffusa e profonda, e noi vediamo che aumenta la disoccupazione, in modo particolare aumenta la disoccupazione giovanile e aumenta la precarietà dei giovani, quindi è anche difficile dare delle prospettive di lavoro agli immigrati. È pur vero che la nostra regione, gli industriali della nostra regione hanno chiesto un aumento delle quote degli immigrati proprio per garantire però tutta una serie di occupazione. Però non è possibile, come ha ricordato qualcun altro, ampliare il numero di immigrati che arriva per esempio nella nostra regione se non saranno fatte delle politiche in grado di accoglierli, non solo di farli lavorare, ma di dargli una casa, un'istruzione, di essere qui nel nostro paese per rispettare diciamo, il nostro paese e anche per avere dei doveri nei confronti del nostro paese.